per noi il 25 novembre deve essere tutti i giorni. Il nostro impegno nel Comune di Venezia attraverso il centro antiviolenza è costante e quotidiano. Sono tantissime le donne che le operatrici seguono nei percorsi di uscita dalla violenza, così come sono tante le donne che sono ospitate e protette all'interno delle case rifugio con i loro bambini. Abbiamo visto un trend in crescita quest'anno e che probabilmente è dovuto all'emersione del fenomeno, e questa è una nota positiva ed è anche frutto della grande rete e attività di sensibilizzazione che stiamo attuando in questi anni in tutto il territorio del Comune di Venezia. Nei primi 10 mesi dell'anno, infatti, c'è stato un aumento del 32,6% delle donne accolte dal centro antiviolenza, 321 rispetto alle 243 del 2024, ma il percorso da fare è ancora lungo. È un fenomeno dilagante, molto diffuso, che riguarda trasversalmente donne di ogni età, di ogni stazione sociale, di ogni nazionalità, e quindi l'impegno deve essere davvero sempre costante. Ben venga la repressione e tutta l'attività di inasprimento delle pene che giunge dal governo, dal Parlamento e dalla Commissione femminicidi presieduta dall'onorevole Semenzato. Che spiega. Cambia il paradigma nella lotta alla violenza di genere. Con l'approvazione del DDL femminicidio non solo si istituisce il reato autonomo del femminicidio, l'articolo 577 bis, ti uccido in quanto donna, ma si interviene in tantissimi aspetti come quelli di irrobustire le misure cautelari e custodiali, e allora il divieto di avvicinamento diventerà l'eccezione e non la regola, ma anche quello della formazione obbligatoria di magistrati e operatori sociosanitari, ma anche le informazioni alla donna offesa e ai propri familiari. L'impegno del Comune di Venezia con le iniziative diffuse sul territorio continua.